Gastone Mascarin, ben ritrovato, Presidente del Consiglio Comunale a Portogruaro. Il centro-sinistra vi ha attaccato senza mezzi termini sul parcheggio sotterraneo del Pio X a Portogruaro. Come risponde? Si tratta, come dice il centro-sinistra, di un'opera che andava fatta? No, ma prima di parlare dell'opera fatta o meno, che dopo comunque ci arrivo, volevo puntualizzare una cosa, nel senso che io da Presidente del Consiglio, ma anche in nome di tutto il Consiglio Comunale, trovo inaccettabili le dichiarazioni che la Giunta ha comportamenti inaccettabili, non solo perché è in aperto contrasto con lo Statuto e il Regolamento e lesive delle più elementari correttezze istituzionali. Questo era un comunicato stampa proprio del No, è un articolo uscito ieri sul giornale, quindi a me preme sottolineare il consigliere Zanin, che è stato anche Presidente del Consiglio, quindi non è un consigliere, diciamo, di prima nomina e quindi magari anche inesperto, che le delibere vengono indirizzate dal segretario comunale. Il segretario comunale, caro consigliere Zanin, non fa politica. Il segretario comunale dà degli indirizzi ed è il segretario comunale che ieri ha sentito anche il revisore dei conti e ha chiarito il disguido che è sorto nel verbale che lei ha citato. Mi preme sottolineare però, perché poteva anche dare risalto a un'altra frase che è scritta nel verbale dei revisori dei conti e che gliela leggo in diretta per tutti i cittadini. Tuttavia i revisori prendono atto che gli attuali amministratori, anche per eventuali futuri riflessi negativi sul piano economico, non ritengono utile la realizzazione della nuova area di sosta Pio X prevista nel PAT per un costo complessivo di 4.100.000. Quindi, questo cosa vuol dire? La scelta politica è stata fatta. Piaccia o meno, noi siamo convinti che il parco interrato nell'oratorio Pio X sia una pura follia. Lo diciamo, lo ribadiamo e che speriamo ci si metta una pietra sopra, però non si permetta più, consigliere Zanin, di dare, perché offende anche l'operato del segretario comunale, che è un segretario comunale che fa il proprio lavoro, non fa politica e dà gli indirizzi in base alla sua esperienza e professionalità. Tra l'altro è lo stesso segretario comunale che avevate scelto voi. Noi l'abbiamo ottenuto, ci fidiamo, lo riteniamo professionalmente preparato e quindi questo è quanto. Bene, è stato chiaro. Grazie a Gastone Mascarin, Presidente del Consiglio Comunale a Portogruaro. Ancora qualche